Come tutti i farmaci hanno un nome difficile da recepire, ma si tratta di termini che dovremmo imparare a conoscere perché rappresentano l'ultima frontiera della medicina nella cura del tumore. Un'arma che si sta dimostrando efficace nella battaglia delle neoplasie. I tumori non sono un raffreddore, ma della gran parte di essi si guarisce. La ricerca aiuta e proprio la ricerca ha permesso di evidenziare che i tumori sono tanti. Il tumore è un'alterazione dei geni, ma le alterazioni geniche sono diverse e vanno combattute in modo mirato. Gli anticorpi monoclonali e l'immunoterapia sono una cura su misura, individuale, specifica. Quella terapia personalizzata di cui tanto si parla, che sta semplicemente a significare che nell'ambito dei tanti protocolli che ci sono per la cura del tumore e che ormai sono diffusi in Italia negli istituti maggiori e in tutto il mondo, e non ci sono più gli agi della speranza, non hanno più ragione, perché in Italia l'oncologia è a livelli veramente di eccellenza. E ecco, nell'ambito di questa set di possibilità che noi abbiamo, noi scegliamo l'approccio, il protocollo, la cura migliore per il paziente, quella più adatta a quel particolare tipo di tumore. I farmaci immunoterapici agiscono laddove serve, colpiscono la neoplasia e salvaguardano le cellule sane, riducendo gli effetti collaterali, ma non possono sostituire totalmente chemioradioterapia. L'approccio è abbinare i trattamenti. Certamente fare a meno dei chemioterapici che distruggono molte cellule proliferanti dell'organismo, le cellule del midollo, le cellule dei bulbi piliferi, sarebbe una cosa bellissima, ma ancora non è possibile. E oggi l'atteggiamento della ricerca e della prassi terapeutica è quella di abbinare le terapie in maniera tale da ottenere con il dosaggio più basso possibile i migliori effetti possibili. Per cui oggi le ricette, chiamiamole così, più efficaci e più attuali nel campo dell'oncologia sono la combinazione di farmaci diversi, farmaci che colpiscono le cellule cancerose, magari in maniera più specifica, agendo su quella rotella che si è rotta. I chemioterapici, la radioterapia e questi farmaci immunoterapici nuovi, per esempio questi anticorpi monoclonali di cui si parla tanto oggi. Ci sono tumori eredofamiliari che hanno origine genetica, ma non è detto che una persona sia sempre predestinata a svilupparli, se ha avuto casi in famiglia. Questo problema dei tumori eredofamiliari si applica solo a particolari tipi di tumore, tumore della mammella e dell'ovaio, il melanoma, alcune forme di melanoma e alcuni tumori neuroendocrini. E quindi non bisogna pensare che se uno ha il padre e la madre che sono morti di tumore è destinato, no, perché non è così, non è assolutamente così. Ma in quei casi è bene fare una prevenzione particolarmente stretta, perché se ci sono dei familiari che hanno avuto lo stesso tipo di tumore alla mammella, e devono essere almeno 2 o più, ecco, allora è bene. L'esame del DNA a livello preventivo funziona solo in alcune categorie di persone con una storia clinica precisa di familiarità. Adottarlo come screening di massa sarebbe inutile, ci sono 30.000 geni in ogni codice, è impossibile indagarli tutti. L'insorgenza di cellule neoplastiche è legata anche a cause ambientali. Il fumo resta il principale indiziato, così come è appurato che non fumare, avere un'alimentazione variata ricca di frutta e verdura, la classica dieta mediterranea in cui ci si può concedere ogni tanto anche la carne rossa e fare attività fisica, riduce del 30% il rischio di ammalarsi. Si ammala il corpo, ma si ammala anche lo spirito. Affrontare la malattia con voglia di vincere può aiutare. Allo IOV, la terapia multidisciplinare, prevede il supporto psicologico. Le connessioni che esistono tra i vari organi, tra i vari sistemi, il sistema nervoso, il sistema endocrino, il sistema immunitario, non sono ben approfondite, ma esistono. Io spesso dico che il nostro corpo è come un paese in cui tutti sanno tutto di tutti. Per cui io sono convinto, anche se, ripeto, una dimostrazione scientifica è molto difficile da dare, che un atteggiamento positivo, la voglia di combattere, la voglia di guarire, può aiutare. Il tumore uccide ancora, ma sempre meno persone. Questa è la buona notizia.